Si chiude ormai un 2013 che è stato caratterizzato dal governo di Enrico Letta. Qual è il vostro giudizio sull'operato dell'esecutivo? Io devo dire, basta guardare l'ultimo atto, questo intervento del Presidente della Repubblica, ed è inutile che qualcuno se la prenda col Presidente che bacchetta il Parlamento. Io credo che sia un problema del Parlamento che ha perso totalmente autorevolezza. Non ci vuole il Presidente della Repubblica dall'alto del colle a dire che un decreto legge è un provvedimento d'urgenza e deve contenere soltanto le cose urgenti e non diventare un contenitore, una legge mancia, una legge marchetta che va fatto per tutta Italia. E questa è a dimostrazione che c'è un Parlamento che ha perso autorevolezza. Il governo, a me sembra che il governo Letta non abbia fatto quei provvedimenti per i quali era nato, ma d'altronde le larghe intese portano di fatto a questo. Se vuoi mettere a dialogare soggetti di cultura diversa è difficile che riescano ad adottare insieme delle soluzioni a vantaggio della gente, per cui questo governo ha finito col galleggiare e ancora oggi tira avanti, tira a campare nella speranza di arrivare al semestre europeo. Il problema serio è che al semestre europeo non ci arrivano più gli italiani, che prima avevano le tasche da svuotare, oggi non hanno più nemmeno le tasche. E allora credo che questo Parlamento, se si vuol caratterizzare, e questo governo, debbano fare una cosa prima di tutto, una nuova legge elettorale, per fare in modo che il Paese in qualsiasi momento possa tornare al voto ridando la parola ai cittadini. Una legge che deve consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e non di farli nominare ai segretari dei partiti, che poi alla fine con questo sistema noi abbiamo raccolto 1.200.000 firme per dire no al Porcellum, ma c'è stata la Corte Costituzionale a confermarlo. È una legge incostituzionale, è una legge che non consente ai cittadini di essere rappresentati. Messina, e poi un premio di maggioranza che possa permettere la governabilità. Mi fermo subito. Ben ritrovati a Checkpoint, nostro ospite dagli studi di Roma Ignazio Messina, segretario nazionale dell'Italia dei Valori, con cui commentiamo un po' i fatti del giorno. Allora, oggi è tornata in Italia dopo quella espulsione in qualche modo sbagliata, lo ha ammesso lo stesso governo, Anna Shalabayeva con la figlioletta, moglie e figlia di un dissidente kazako. Che cosa ne pensa lei di questa vicenda? Ma penso che è una vicenda molto grave che ha denotato l'approssimazione con cui la Shalabayeva è stata messa fuori dall'Italia e aggiungo, se vi ricordate, perché purtroppo la memoria poi è corta, le modalità con cui è stata presa, con 50 uomini, mandata via. E questo denota che molto spesso gli interventi di chi oggi sta governando sono improvvisati e inopportuni. L'altra vicenda che fa molto discutere è quella del caso Stamina, da una parte le famiglie dei malati che non hanno più speranze, che si appellano a questa cura miracolosa, dall'altra gli scienziati che invece parlano di illusione e la procura addirittura di truffa. Lei cosa ne pensa? Devo dire, da non tecnico evidentemente, perché faccio l'avvocato e non il medico, io credo che il Ministero abbia dei tecnici, degli scienziati che siano in grado di verificare se una determinata possibilità sia collegabile a questo metodo Stamina oppure no, se sia efficace oppure no. Quindi io credo che bisogna affidarsi con molta serenità a quello che è il giudizio dei tecnici in questo settore, anche perché è un settore molto delicato. Guai da un lato a impedire che una tecnica possa dare delle risposte, ma dall'altra parte guai a creare facili illusioni in chi al contrario purtroppo è colpito da gravi malattie.